Blindo Studios presenta. Sì, ma accontentiamo chi fa qualche richiesta ogni tanto, sì. Uno che mi diceva che era bravo anche il cugino di Polanca, sì, John Femore. Vabbè, per questa battuta ti concedo di fare la bara felice. Sì, lo faccio. No, ti concedo di fare io, che io facci. Ti piace facci? Vabbè, cari amici del G, siamo nel sondazzo, nel pieno del sondazzo. Vediamo dove siamo finiti. Chissà che mummia si trova oggi. Vabbè, d'accordo, non importa, via, facciamo la bara felice. Sapete cos'è? La bara preventiva. Sì, uno si compra la bara molto prima della sua dipartita e se la compra da sé. Ah, sì. Pronto? E se la gode. Pronto, buongiorno. C'è il signor Luciano? Chi lo desidera? Sono Felice la bara, della bara felice. Devo parlare un attimo con lui per la sua bara che ha ordinato. Bara? Sì, una bara. Ma no, mi spiace, lei sbaglia. No, noi abbiamo un servizio di bare preventive, le vendiamo direttamente agli interessati, molto prima della loro dipartita. Ah sì? Sì, perché lei capisce, una bara al morto serve solamente niente, perché lui non può godersela, no? Mentre da vivo se la gode per tutto il tempo della sua vita residua e poi ci sta per l'eternità, capisce? Sì. È una spesa fatta bene in questo caso. Va bene, io lo passo. Grazie signora, molto gentile. Ride. Non era una mummia, meno male. No, perché noi le bare vendiamo solamente alle persone vive. Ho raccontato tutto. Pronto? Pronto? Chi parla? Sì, io volevo parlare al signor Luciano, per favore. Ma io Luciano sono io. Ah, è lei Luciano! Allora una voce così squillante che pensavo addirittura che fosse una Luciana. Senta, signor Luciano, io sono Ma chi Felice. è lei, scusi? Felice la bara, della bara felice. Sì. Dunque, allora, per quella bara che è stata ordinata, siamo già pronti, possiamo consegnargliela oggi stesso. È contento? Ma io sono contento, ma io non ho ordinato nessuna bara. Se non l'ha ordinato lei sarà qualcuno di famiglia sua. No. Una bara che, guardi, lei si potrà godere per tutto il resto della sua vita. Lei per me non è più normale. No, io non sono mai stato, io sono sempre Lei stato è un normale. pazzo. Un pazzo? Uno che vende le bare. La bara io non l'ho ordinata. Guardi. Se la tenga per lei. No, la porterò a lei oggi pomeriggio. Non porti niente qui. Alle 17:30 No, arriverà la bara. 17:30 non c'è nessuno. Gliela faccio portare. E non per i coglioni. Da 4 conigli Perché neri. lei è un pagliaccio. No, io sono un venditore di bare. Lei è un pagliaccio, non un venditore. Bare preventive. Evviva la bara. È un po' più furbo. Perché? Perché io non ho ordinato niente. Ma guardi, più furbo di me non Perché ce n'è. quando morirò non mi lasciano in casa. Al limite ci pensa il comune. Stia bene, buongiorno, arrivederci. Ma la bara se la tiene lei. No, ma io la bara non la ritiro. Se la tiene fino al buongiorno della sua morte, se la può godere, visto che la paga, se la può godere. Ma io non capisco, ma io non so, ma perché non capiscono questo concetto? Non lo so, come mai? Vediamo un po' se... Ho richiamato, naturalmente. Pronto, chi è? Sono la bara felice di... Lei può andare a dar via il culo. Lei è la sua bara. La bara... La tenga per lei. La bara non ha culo. Perché presto morirà. Buffone. Anche lei. È un buffone. Clown. E non rompa più i coglioni, Signor Clown. Ha detto che non rompa più i coglioni e io lo richiamo, naturalmente, certo. E si muore tutti, ragazzi. Presto o tardi, è sempre presto comunque, in confronto all'eternità, è d'un presto. Quando si fa questo personaggio c'è sempre questa riflessione. Pronto? Buongiorno, mi dica. Buongiorno, ecco, spero che lei non sia così esagitata come quel signor Luciano, insomma, che secondo me non se la può nemmeno godere la bara, però l'ha ordinata, capisci? Ora forse è tornato indietro con la sua intenzione, però ormai la bara è tutta pronta, su misura, eccetera, capisce? E allora? E allora noi vendiamo bare preventive, cioè la bara non a persona morta ma a persona viva, sì,
Quindi, visto che è una spesa, uno se la può godere molto più tempo rispetto a quando, sì, per l'eternità, ma sarà morto. Capisce? Finché si scherza, adesso sta veramente rompendo i coglioni, va bene? Ma quali coglioni, allora, scusi? non è stata comprata nessuna bara, va tutto bene, adesso però sta esagerando. No, la bara è stata ordinata. Non è stata ordinata da noi, ci sono ad Asti, ci saranno, non esagero, 30 Barbero Luciano. Ma Sarà guardi, stato ci un altro sono... Barbero Luciano. No, ce n'è uno solo, e quindi io le dico subito, la bara sarà consegnata a casa vostra da 6 conigli neri oggi pomeriggio alle 17:30. Oh, va bene, buongiorno. La bara felice. Hai capito? La bara questa era antipatica. Lui era poverino, pover'uomo, mi dava del pazzo. A me. Vabbè, andiamo a dare la bara a qualcun altro, a qualcuno, è pieno, sì, è pieno, c'è lui solo. Va bene, d'accordo, sì. Che poi, capito, sono argomenti di cui non puoi parlare. Le famiglie se la prendono, come mai? Vabbè, se vado avanti. Se la prendono come quasi come si può dire, un presagio di morte, ma non è così. Tant'è vero che poi la morte la augurano a me. Ma dico, non è così, anzi, au contraire, mes amis. Ah, oui. Adesso capisco. Almeno la prima signora si era messa a ridere, però poi dopo non ridevano più. Vabbè, vediamo adesso. Niente? Niente. Vabbè, sta andando a un funerale. Felice la bara ragiona sempre così, in termini di funerali, esequie, sì. A volte si sbaglia, invece di ossequi, signore, c'è esequi. Pronto, buongiorno, sono Felice la bara, della bara felice. Devo parlare con il signor Romano, per favore. Cosa hai bisogno? No, voi avete bisogno. Di cosa? Della bara che è stata ordinata. Quale bara? La bara, il signor Romano ha ordinato una bara. Ma che bara? Ma non scherzi, vada a farsi benedire. No, si faccia benedire lei, signora, se vuole. La bara felice, cioè la bara preventiva, la bara da vivi, capisce? Ma no, vada a farsi benedire. Sono bare molto buone, molto belle, No, la parola bara sì, sconvolge le persone. E ho richiamato anche lei perché mi piace sentire queste voci sconvolte da questi concetti. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. E lei, signor Romano? Sì. Bene, sono Felice la bara, della bara felice. La bara preventiva che le spetta è già pronta, gliela portiamo oggi pomeriggio alle 17:30. Ma cosa? La bara. No, nessuna bara, niente. Non la vuole? No, niente. Ma guardi, la bara è sua, è fatta su misura, Sì, ma... No, non perché lei sia morto, intendiamoci, lei è vivo, anzi le auguro di vivere a lungo, tanto la bara gliel'abbiamo già venduta. Buongiorno, grazie. È tutta sua, gliela portiamo, No, porta niente che da mettere... 12 conigli neri gliela porteranno così a spalla. Aumentano sempre questi conigli. Mi ricorda qualcosa, naturalmente? So se mi ricorda Pinocchio, vero? Va bene, d'accordo, andiamo avanti, sì, sì, ecco. Vediamo un po', andiamo da qualcun altro, Scappano subito, ma dove scappano? Non puoi scappare. Ella ti attende. Ella bara. Pronto? Pronto, signora, buongiorno. Il signor Silvio è in casa? Sì, chi è che lo cerca? Sono Felice la bara, per quella bara che lui ha ordinato. Non credo che abbia ordinato... Ma certo, noi vendiamo bare preventive, bare ai vivi, non ai morti, quindi non è un presagio di morte, per carità di Dio, ma assolutamente di vita. Lui si è comprato una bara, si è ordinato una bara, il signor Silvio, per godersela in vita. Pronto, signora? Sparita, andata via, stramazzata al suolo. Ah, je ne sais pas, la neghiamo, sì, subito, perché ora potrebbe arrivare perché so che è in casa. Cioè, ho capito che egli è in casa. E allora, vediamo se arriva Silvio. Ora lei sta raccontandovi molto succintamente tutto quello che le ho detto, e vediamo se lui a questo punto
decide di fare il maschio coraggioso e affrontare il nemico, il drago. Pronto? Eccolo. Pronto Silvio? Chi sarebbe lei? Sì, io sono Felice la bara, della bara Felice. Allora, gliela portiamo alle 17:30, una bella bara preventiva. Ma che cosa? Noi vendiamo bare ai videnti, capisce? Stia tranquillo, non passa a casa mia. Sì che ci passo, signore. Io non ci sono. È una bellissima bara, tutta colorata. Sì, multicolore, perché abbiamo le bare anche Arlecchino, Io non ci sono, perché sei morto? Non c'è più, Silvio, non c'è più, sì, Silvio, oh, si chiamava Silvio, pensate, vabbè, no, così, ci ho pensato dopo che si chiamasse Silvio, cioè nel senso che, Silvio, sì, qual è un Silvio famoso? Il più famoso di mondo, voglio dire, sì, una volta era Silvio Pellico, ora, va bene, dunque, andiamo avanti. Elargiamo bare. E potremmo anche regalare. Potremmo anche regalarle, no? Ma sì. Pronto? Sì, pronto, è il signor Luigi? No, sono il nipote. Ah, il nipote. Senta, Mi dica. non c'è il signor Luigi? No, però può dire a me che tanto io Sì, faccio le feci. va bene. Allora, fa le feci del Sì, signor Luigi. Ho Sì. capito che fa le feci. Dicevo, la bara. Ecco, quindi gliela portiamo oggi, Ma non ci serve nessuna bara. Come no, il signor Luigi ha ordinato una bara. Questa è la Bara Felice, è un'associazione di... Ma mi scusi, mi può dire il cognome? Felice la Bara. No, il cognome del signor Luigi. Cosa, signor Luigi? Il cognome per riservatezza, non diciamo mai No, guarda, per io telefono. sono il nipote e può dirmelo, No, guardi. ma qualcuno potrebbe ascoltare sulle linee. No, Noi perché siamo guardi, molto riservati perché le bare io non le lavoro in diamo a persone e poi diciamo l'abbiamo data questo e abbiamo data Scusi, quest'altro. io lavoro in questura d'Asti. Lei lavora? In questura d'Asti. In questura? Sì. In questura? Ma a quest'ora non è in questura? No, perché... Ma come? A quest'ora? Lei a quest'ora è a casa? Sì, sono a casa. E cosa fa in questura? Ma cosa gliene frega lei? No, mi dica cosa fa in questura, scusi, che non c'entra niente, che non c'entra niente. Cioè, vede, lei è una persona pusillanime, se lo faccia, è un pusillanime, perché cosa c'entra la questura con la bara? No, mi dica lei, io lavoro in questura, io posso dire, io lavoro al Ministero dei pezzi di merda, e va bene, d'accordo, e allora, e con questo? Ma scusi, ma perché lei mi mette davanti questo suo, io lavoro in questura, cosa fa? Pulisce in terra? Non ho fatto niente. Oltretutto una bara da morto? No, una bara da vivo. Ah, una bara da vivo. Ma noi non vendiamo bare morte, ma mi faccia spiegare. Va bene. Lei mi dice la questura. Che mio nonno non ordina niente perché ordino tutto io. Perché lei lavora in questura e quindi ordina tutto lei? Esatto. La bara è preventiva, noi non vendiamo bare ai morti, mai, solamente ai vivi, è una nuova forma. Lei faccia questo ragionamento. Non ci interessa niente. No, faccia questo ragionamento. Ascolti un attimo. No, non ragiono niente. Vabbè, in quest'ora non si ragiona? Perché chi lavora in quest'ora non ragiona? Mi faccia parlare. Accolga. Firmo un contratto, firmo un preventivo e riceverò quello che ho preso. Allora, ma mi faccia parlare. Invece che lei importuna la gente all'una di pomeriggio e rompe i coglioni. Vuole che la chiami all'una di notte? No. Allora che cosa vuole? È un'ora più che cristiana. Lei sta mangiando? Sì. Lei sta mangiando? Esatto. All'una lei sta mangiando? Sono arrivato Questa è una cosa che mi sconvolge, guardi. Sì? Ma sì, davvero, perché chi l'avrebbe mai detto? Ok. Sì. Senta, allora, la bara da vivo è importante perché uno se la compra, se la paga, ma se la gode per tutta la sua vita, mentre è morto non se la può godere perché è già morto e fa una spesa buttata via, soldi buttati. Non mi può dire che sta telefonando per il signor Luigi? Ma certo, ma guardi, lei mangi e zitto. Ok, siamo nella seconda parte del sondazzo, basta bare, tanto anche se sono felici non piacciono a nessuno, vero? Come mai? Ma dimmi un leogliano, e poi c'era uno che lavora in questura, allora, subito, io lavoro in questura, ma chi se ne frega, se ti dico io forse che lavoro faccio, non ho capito, vabbè, sì, facevo la bara felice, ma insomma a parte questo, senti, andiamo a ruota libera, sì,
sì, vediamo cosa può succedere in questo posto baciato dal sole, insomma si fa per dire perché lì secondo me il sole ci batte po', dal mare, ma quale mare? E dal cielo, il cielo si sarà plumbeo, anche qui da noi, comunque non importa, cari amici del G, siamo a Sondazzaro felici. Pronto Bicio, Chi parla? Bicio, Bicio, guarda, io da tanto tempo volevo chiamarti, Bicio, ora che ti ho trovato sull'elenco il tuo nome, Bicio, io ho bisogno di te. Ma chi sei? Ho bisogno di te, Bicio. Ma chi sei? Il caffè l'ho già preso, ho bisogno di te. Ma mi dimmi chi sei? Ma Bicio, non mi riconosci? No? Sono il principe russo. Ah, ma guarda che metto giù la cornetta, mi dici Ma chi perché sei? metti giù la cornetta? Il principe russo Igor Vafankulik-Chavovic, e ti voglio sposare e far diventare una principessa non russa. delle storie, mi dica chi sei. Bicio, La metto giù? ho bisogno di te, Bicio, ho Chi bisogno sei? di te, Chi sei? il principe. Metto giù perché c'è Principe qui. russo, C'ho qui uno in casa. lavora in questura codesto? Cosa? No, me lo può passare, per favore, così parlo anche con lui, mi fa piacere parlare con i miei sudditi. Yes, anzi. Bicio, Ma sei il Franco? Sì. Non ma l'avevi dammi capito, da- Bicio? sì. Bicio, non l'avevi capito? No. Facevo il principe russo, Ti passo il Piero? Bastami il Piero, dai. Sì. Grazie. Mi sembra che sia Franco. Ti Ha sembra? parlato fino adesso il russo e era il principe russo. Ho Pronto? parlato il russo. Pronto, Piero? Sì, Come va? benissimo. Ho fatto uno scherzo a Bice, Ho detto sono un principe russo. L'hai certamente fatto. Sì, perché io sono tipo scherzoso, Mhm. Come stai, Piero? Benissimo. E Mi tu? fa piacere. Ma guarda, alti e bassi. Cosa vuoi dire? A volte si alza, a volte no. Non capisco. A volte si alza, a volte no. Cosa? Che cosa? Il tordo. Ah, va bene. Hai capito? Non so se mi sono spiegato, vero? A volte quando si deve alzare non si alza e quando non c'è bisogno che si alzi, si alza. Capisci? Sì, A te come va il tordo? va bene. Va bene? Ah, beato te. Ma dunque, chi sei veramente? Piero. Sono Sì. il Piero. Il Piero di chi? Il Piero di chi? Di mia madre e di mio padre, come sempre. Ma tu io come non conosco nessun Piero, eccezione fatta di me stesso. Il Piero. Ah, il Piero sei te. Sì, ma già, mi dimenticavo. Ma vedi, io sono scherzoso. Io ero diventato te. Io ero diventato me. Ma hai capito chi sono io? No, Come, non mi hai riconosciuto? no. Il Piero sei tu. Lo so. A volte io mi scambio con le persone con cui parlo. Parlo con una persona e divento quella persona. Però, appena sono diventato te, devo dire, mi sono trovato un po' male. A disagio. Fossi in te mi laverei di più, Piero. Non capisco un accidente. Perché io mi sono trasformato in te, sono entrato in te e ti devo dire la verità. Puzzi, lavati. Io odio puzzare, e quindi se ero te, puzzavo. Poverino, è andato subito a farsi la doccia, vedi. Povera. Sì, ma io poi pensavo di essere io Piero, ma davvero? A lui? Addio. Mamma mia. Sì, no, andiamo avanti, lasciamo stare Piero, perché diamogli il tempo di lavarsi. Ecco, sì, perché insomma, giusto. La gente sicuramente non gradisce che si dica che è brutta, che puzzi. Pronto? Sì, pronto? Buongiorno, Mauro? Sì. Ah, sì. Senti, ti volevo dire una cosa, in confidenza, perché insomma qualcuno bisogna che te lo dica. Vabbè, io non ho ancora capito cosa... No, aspetta, qualcuno bisogna che te lo dica, siccome lo dico per il tuo bene, lavati più spesso, perché puzzi da morire. Questo qui è troppo forte.
Te lo dico, guarda, te lo dico da amico, Sì. perché poi dirtelo di fronte alle persone mi dispiacerebbe, ora che non ci ascolta nessuno, posso dirti, lavati più spesso, profumati, fai qualcosa perché puzzi da morire, sembri una capra. Oh, Magari tu non te ne rendi conto. Sei abituato al tuo puzzo? Mauro? Mauro ti chiama anche. No, Mauro. Ma tu Mauro, chi sei? Mauro. Devo parlare con Mauro. So io. No, prima c'era Mauro, prima. No. Eh, È qua Mauro. appunto. Che vuoi? E dov'è Mauro? Qua. Passamelo. Qua. Sì, qua, non mi far fare le rime, eh? Non mi far fare le rime con qua, ovvio. Qua. Io sono toscano e con qua e si fa delle rime strane, Tu sei coglione. No, io sono toscano e tu sei coglione. No. Proprio perché non sei toscano. Prima cosa, se tu fossi toscano, potresti essere coglione o no. Dovresti. Non essendo toscano, sei sicuramente coglione. Cosa vuoi? Ah, ecco. Chiaro? Che vuoi da me? Ecco, da te nulla, io voglio Mauro. Mauro non c'è. Sì, Laura non c'è. Mauro non c'è. E dove è andato? È andato via. È andato via? Mm-mm. Sì. A fare che? Affari che? È andato a parlare avanti al telefono. a parlare con chi? A parlare con chi? Te lo devo dire a te. Ma lei non ti rendi conto che puzza? Tu chi sei, il figlio? Ma lei chi è? Si presenti. Io sono l'annussatore ufficiale Ah. dei comuni d'Italia. Io sono venuto a annussare, mi hanno mandato da Roma, anche se io Ma sto c'è a un bel lavoro Firenze. di merda però. Purtroppo sì, purtroppo sì, devo dire. proprio scelto Questo, bene. hai detto proprio bene, proprio la parola giusta. Cioè io devo andare a sentire le persone che puzzano e segnalarle in alto loco. Ah sì? Sì? Minchia, che culo. Lo so, purtroppo non tutti hanno il lavoro. Tu che lavoro fai, scusa? Io faccio un lavoro sicuramente meglio del suo. Lo so, ma non ci può, ognuno fa il suo. Non ci posso fare. sicuramente. Hai ragione, guarda, io ti do ragione. È un lavoro di merda, Ma proprio. vuole parlare, vuole spendere i soldi. Perché, no, tanto non paga il ministero. Volevo Paga dire, il ministero. il problema è che con Mauro, io sono stato quasi avevo la sindrome non di Stendhal, ma di Bottinaio. La sindrome di Bottinaio, capito? Stavo cascando in terra dal puzzo che emana tuo padre. Ma ascolti, Eh? ma lei non c'ha proprio un cazzo da fare. Beh, io il cazzo ce l'ho. No, non ha niente da fare nella vita. La Oltre vita, a dire stronzate, c'ho anche la spendere- vita, Eh? c'ho anche le stronzate, c'ho tutto. C'ha tutto. Non mi anche manca per- nulla. Per forza, per fare delle telefonate del genere. C'ho anche il telefono, sì. Ma va, me Appunto. ne ero accorto. Vedi che non mi manca nulla. A te invece cosa manca? Autoricarica, se no No. non mi caricavi il telefono. No, purtroppo non ti posso ricaricare. Se mi telefonavi sul cellulare mi Io, caricavi te ti il posso telefono. solo scaricare, capito? Scaricare? No, vedi scaricare, capito? Ascolta me, tu, tu. Ancora? no, ancora sì. Tu che vita fai? Che vita faccio? Cosa, hai una fidanzata, una moglie, cosa hai? Ho 3 mogli Sì? e 4 fidanzate. Ecco. E quindi altrettante corna. Ma può darsi. Uno che ce l'ha una sola c'ha un par di corna e tu c'hai una ramificazione enorme, no? Può darsi, chi lo sa. Infatti. E sei anche molto bugiardo, Questo non è detto. c'hai la faccia come il culo. Ma, Testina, ma chi cazzo sei te? Ecco, vedi, già ti eccita, già ti eccita il culo, vedi? Vedi? È chiaro. deficiente. E sei probabilmente un culattone. Culattone? Sì. Allora, ascoltami molto bene. Sì, ascolta. Io adesso rintraccio il tuo numero. Tu dove lavori? Non ti preoccupare, In io que, rintraccio in il que, tuo in numero, que. ok? Sì? E dopo poi andiamo a vedere chi è culattone. Magari dai Dai. carabinieri insieme ci andiamo, che ne dici? No, io mi metto a pecorina. No, tu ti metti a pecorina davanti ai carabinieri. No, i perché carabinieri no. Ne avrai no. bisogno. I carabinieri c'hanno gli uccelli, con te vanno proprio tranquillo. Vanno insomma. tranquilli? Sì. Tu non ti preoccupare. Adesso il tempo necessario l'hai avuto. Il tempo necessario l'ho avuto. E tu? Io l'ho avuto anch'io, il tuo numero è bello che è rintracciato. Oh, grazie. Ce l'hai lì? Lo stai No, leggendo? io non posso vederlo adesso. Ah, non puoi vederlo. Non ti preoccupare che non... Non preoccupare. Comunque, ascolta, Naccherino. Ehi, Naccherino, non nasconderti dietro le forze dell'ordine. Incontriamoci, no? Io sono in zona, non c'è problema. Ci incontriamo e ci guardiamo faccia a faccia. Di questo tu hai paura.
vai a dire, oh, mi ha dato noia, mi ha dato fastidio, come un bambino che va dalla mamma. Vediamoci negli occhi, guardiamoci nelle palle degli occhi. Ma chi sei te? Ma chi sei che devo venire a vederti? No, vengo io so il tuo indirizzo. Io vengo da te, non ti preoccupare. No, non c'è bisogno. Oggi pomeriggio ci sei? Non c'è bisogno. Ci sei? Caccolina, ci sei, Caccolina? È già scappato via. Allora, sì, innanzitutto si presenti. Oh, yes. Se una persona come si deve, si presenti. Sì. Si presenti. No, e poi innanzitutto, No, e poi voglio sapere anche la seconda cosa, no? Prima innanzitutto e poi dopo? Senta, lei è una persona normale. Io Quando no. chiama un'altra persona, si deve presentare, perché io ho risposto. Guardi, qui nell'ospedale dove mi trovo, Sì. nessuno mi fa questi discorsi. Ah, nessuno. No, perché io sto nella mia cameretta sempre bella imbottita. Ma dov'è? Non ti preoccupare, non si preoccupi. Neurologia? Io sto... No, mi dicono ospedale psichiatrico, ma non sono mica pazzo, sa, è un errore. Io però sto bene qui, mi piace, ogni tanto esco e faccio delle telefonatine. È tanto bello telefonare alle persone, perché mi sembra di essere normale. Ah, ecco, va bene. Allora, si mantenga nella sua convinzione della normalità. Sì? Si ricordi che comunque viene fuori riservato nel mio numero. Riservato perché è il numero dell'ospedale. Sì, ma io... Anche l'ospedale è riservato. Posso ritracciare cattivo, tutti, l'ospedale è cattivo, Perché io e fa il faccio- numero riservato. Perché fa il numero riservato? Infermiere! Io Perché faccio- fa il numero riservato? Infermiere! Perché fa il numero riservato? Oddio, è chiamato l'infermiere, si è accorto che sono uscito dalla camera, devo rientrare in camera. Allora, arrivederci, mi stia bene, E saluto anche Caccolina, quel ragazzo di prima, sì, è tanto simpatico. Comunque ricordati una cosa. Oi, ma hai fatto due palle come un pallone enorme, una mongolfiera unica da due palle, sono diventato l'unica mongolfiera. Ma come vivi? Ma fai un sorriso, sorridi. Vabbè, ma metti giù il telefono che devo telefonare, dai. No, io metto giù quando arriverà l'infermiere, ancora non è arrivato. Allora, ecco, perché sei così triste? Qual è il tuo lavoro? Hai dei problemi, figliolo? Io non devo- Perché io sei non così devo triste? dirti a te che lavoro faccio. Perché non riattacchi il telefono? Perché non te ne vai? Cosa stai attaccato al telefono? Non ti telefona nessuno e quindi ti sfoghi parlando con qualcuno? Sei più pazzo di me perché sei più in ospedale psichiatrico di me? Qual è il problema? A volte le case sono più manicomi dei manicomi, capisci? Dimmi, confidati figliolo, abbi fiducia in me, posso guarirti. No, non posso guarirlo, è andato via, mamma mia, io ti faccio che c'è di mondo, Maestro, di che pasta era fatta quella famiglia, No, perché? Questa è un'Italia triste e trista, lo so. Ho ancora speranza di trovare qualcuno un po' meglio, sorridente magari, Nemmeno il fatto della pazzia, del manicomio, niente, non li ha mossi. Qui c'è nessuno, No, se ti dico non c'è nessuno, scusa, c'è nessuno, no. Boh. È incredibile. È così, sì. No, niente, nemmeno il grottesco, non riescono ad afferrarlo, non riescono a capire il grottesco. Ma cos'è per loro il grottesco? Alfredo? No, Gerardo? Sì? Ah, sì. Anche te sei così? Che? Anche te sei così? Dimmi. Serio, serioso, ti asserisci addosso, ti asserisci. Come va Gerardo? Va benissimo. C'è una voce da pompe funebri, è morto qualcuno? Cos'è successo? Stavo dormendo. Ah, stavi dormendo, e cosa stavi sognando Gerardo? Sapessi.
Lo so, cose irraggiungibili, eh? Chi è? Pezzi di fica. Senti, Gerardo, io non vorrei dirlo, ma dalle vostre parti siete veramente lugubri, eh? Guarda, è più allegro la bara felice la bara, che almeno le bare le vende ai vivi, capisci? Sì. Voi siete vivi, morti vivi. Meno male. Zombie, morti viventi, lo dico senza cattiveria, ma purtroppo è una constatazione, capisci? Vabbè, allora? Gerardo, perché siete così privi di spirito? Cos'è che ti fa ridere? Dimmi una cosa che ti fa ridere, Gerardo, dimmi una cosa. Senti, dimmi cosa... Vedi? Lo vedi? Ma sai che ieri ho fatto cantare Andreotti, o quasi, insomma, per dire una persona che è stata al discorso, è in un'altra zona d'Italia, ma voi siete proprio delle bare chiuse, nemmeno morti, siete dei sarcofagi. Vedi? Non se ne rendono conto. Perché queste voci sono tutte uguali nel tono, Sì, sarà perché hanno lo stesso modo di parlare, lo stesso dialetto e quindi hanno le stesse inflessioni. No, non è proprio che ti devo dire io? Ma io cerco di capire, cerco di ristabilire anche in loro un certo grado di... no, invece no, non ce n'è, non c'è niente. L'unico spirito che hanno sicuramente se bevono un po' di grappa di questa roba qui, o di alcolici, hanno in corpo e si rattristiscono, si intristiscono ancora di più. Lo so. Beh. Ecco. Pronto? Signora? Buongiorno. Buongiorno, signora. Io avrei voluto tanto parlare con Francesco. Chi è lei? Signora, sono una persona. Un essere umano. Vorrei parlare con Francesco, laddove fosse possibile. Francesco non c'è. E dov'è? Oh, basta là. Dov'è? È in giro. Ah, in giro? Sì, mi fa piacere, signora. Ma lei, da quanto tempo è che l'hanno fatta diventare un androide? Cosa? Io sono un androide da 20 anni. Mi sono già abituato. Da quanto tempo lei è un androide? Croce. Come? Che croce? Croce. Forse è un androide un po' scanuto. Farò presente questa a Will Smith che ha fatto il film I, Robot. Va bene? Buongiorno, signor androida. Arrivederci. Track. Ci aveva la voce da androide, una voce tra l'umano e il metallico. Diciamo la verità, io volevo sapere da quanto tempo effettivamente lo era. Insomma, anch'io modestamente. Ma che ti devo dire, che voci c'è nel mondo? Sì, questa era anziana, sì. Vabbè, d'accordo, ok, d'accordo, va bene, andiamo avanti. Abbiamo ancora qualche momento per la seconda parte del sondazzo e io devo adeguarmi a questo tipo di persone, in qualche modo devo capire, scavare, sincerarmi. Una segreteria, no, non c'ho voglia, veramente. Vabbè, d'accordo, sì. Dai, ancora una telefonata. Già. Luoghi, ma vero, questi luoghi, voci metalliche che sembrano veramente, non umane. Pronto? In Genova? Sì. Io sono invece Furbetto. Chi è? Furbetto? Chi è Furbetto? Mi chiamo così, Furbetto. In Genova?
Appunto, a questo punto io sono furbetto, mi approfitto di te, è chiaro, no? Se sei ingenua io sono furbetto, quando posso venire a approfittarmi? Chi è Peppo? Sì. Mannaggia, io ho visto, Federica sei furbetto, Dune. Furbetto Tune, io sono furbetto mine, mane, ho trovato una che non è di quelle parti lì. Come stai? Bene, grazie, e tu? A tu, sette bello. Sette bello. Sette bello. Ho capito. Hai mai usato? Io sempre. Sì, a tu. No, beh, insomma, è diventato, contro, come si chiama? Durex. Ma guarda. Ingenua. Sono furbetto! E quando c'è un ingenuo e un furbetto, chi è che, insomma, può condurre le danze? Il furbetto. E l'ingenua deve cadere nelle sue trappoline. Ingenua, aspettami, arrivo. Ok? Ecco, e di che mi aspetta e spera. Io sono il G, il mio numero è 333 180 52 52. Chi mi vuole lo piglia e lo fa. Chi non lo fa e vuol dire che non mi vuole, o allora. Non c'è il sondazzo, stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo, ma me ne importa. Ma se c'è il sondazzo, io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete.